Buonasera a tutti, BCTV, questa novella di oggi, di 17 sabato e maggio 2025. Andiamo a vedere. Intanto diamo un'occhiata a Saida, su Kelu, che è sopra e così via. Oggi è pieno di nuvole, un bello disegno, perfetto, rinchiede tutto l'usato, Palagnedas e così via, insomma, è questa bella Ida. Ecco, questo è un pacco poco allargato, che sa nuvole proprio a pintare esa Ida e questo bello verde che veste tutto canto a intorno. E dimmi che non era su Zaravallo de oggi non era sabato 21 de grados temperatura massima, 12 gradi minima, calcolato tutto da die e spalazzata verso la 6 de ortaidie. Crasa, domenica, sole pleno, potuto da dire 24 gradi, temperatura massima, 12 gradi, temperatura minima. Andiamo a dare toccamento e dolo a 96 anni, che è il morto preto Giovanni Ligioso, marito di Rosina Ligioso, babbo di Grazietta, Antonietta e Angelo. S'interro e storia sabato de cassette a Saldecchia Mesa in Sacreia del Santo Iorgi. Condolenze e pazienza a famiglia tutto da parte dei Bistichi. Damos toccamento di una bella evento di battapito International Women 8, mi pare che è International Trophy 2025, è praticamente un concorso di mirto bianco, di liquore murta bianco, e ha visto Giovanni Castelli, Antonio Castelli. Il nome del prodotto mirto bianco, Paese Italia, categoria Bitter Spirits, aromi principali, bacche di mirto, risultati oro 2025, cioè praticamente il primo premio è stato Antonio Castelli. Complimenti e auguri, mentre l'avanzamento è tutto chi esiste, giusto, di premiare chi è imprenditore, chi è si inventa attività che si inventa imprenditoria. Aumentamos ed ecografie senologiche e tiroide 31 maggio a Bitti, presso il poliambulatorio dei Bitti, località Gurumuru, con il patrocinio del comune di Bitti e grazie alla collaborazione dell'SL numero 3. Praticamente se ne è occupata già l'ILT, che ha ecografia di abilità senologica, ecografia a tiroide. Però si prenotare tocca a questa tessera annuale di 20 euro. La prenotazione può essere fatta sul telefono 0784 38 670 dai Soluni da Succanapora e da 19 a mezzodie oppure la pagina web liltnumero.it. Bosamento che su 20 giocata da biti volle chi Sastor volle de Oliena prosa in semifinale, insomma, ecco, prosa a si qualificare a suo cambio di categoria. Bosamento che la Polisportiva Bites fa che ne una campagna per petire lo chimbe po 1000 a chi lo chiede aiutare. Basta che scriva esa denunzia adesso il reddito 8 mizza 68 90 979. Posamento che oggi su Mac de Lugola veste su concerto del Cristiano Porcheggio. Andiamo a Sannosata. Oggi, dia 17, a 7 di ortadie, arrivo le so scaderisi. Purtroppo non potevo fare questa diretta, è impegnato in un convegno meta importante. Mentre andiamo a fare questa diretta è sa partenza. Poi Crasa che 8 festa del Sannosata.
Battore e Mesa, pellegrinaggio a San Nossato organizzato alle parrocchie di Bitti e Gorofai, si parte dai vizi, Meissasa, 8, Uniche Mesa, Sassel de Ortaidie e San Nove de Ortaidie. Poi a Sas Uniche Mesa, Santa Messa Solenne. Martesi, 20, poi veste a Sa Mesudie, Santa Messa del Ringraziamento, a Sa Schimbe, partenza pro girare a Bizzi. Ecco qua. Bene. Andiamo a vedere sul giornale Tepilora, reintroduzione dell'Aquila di Bonelli, 6 nuovi pulli in arrivo dalla Spagna al parco. Bitti nella voliera pre-rilascio, ad attenderli c'è già un altro esemplare giunto dalla Sicilia. Il presidente Sanna narra la rigenerazione faunistica dimostra quanto l'area sia importante tocca da tentare de la torre la ponne sabila, certo la situazione non è facile, ma potete resistere, siamo assolutamente d'accordo con questa iniziativa. Poi oggi sul giornale la cavalcata, guarda caso, cale costume bisogno fotografato sul De Vizi, il costume del San Femmina De Vizi, eccola qua in prima pagina, la parte della pace e della vita per mano, vabbè, come este tema importante, lo sapà che quindi venite mentovato in calesiata situazione. Comunque siata sul bello costume, sono lo costume, le saida, dei vizi, che sempre viene valorizzato così lo vale. L'Aquila di Bonelli riprende a volteggiare nel parco di Tepilora, acquisti del Unione Sarda, attribuiti in Nuova Sardegna. I nuovi esemplari saranno dotati di GPS per poterne seguire gli spostamenti, scusate, cioè praticamente in modo tale dello tutelare Vinaschi, insomma, non sono in grado di campare a Sasola, insomma, che lo raddescano e così via, virano a Zapana. Romannico, insomma, però prima o poi sarà deve abituare a se lo buscare il romannico. Andiamo a vedere che va successo in provincia che non ci interessa, Tassini Scola, rassegna dell'associazione Zorco de Montarvo, questa è l'ultima maschera che hanno scoperto in Siniscola, Zorco de Montiarvo, cioè adesso Montilura praticamente, oggi al centro storico, lo spirito di Ammentas, viaggio tra musica e cultura, un viaggio nelle radici culturali e musicali di un territorio, e questo è lo spirito che anima Ammentas.
Prova, prova. Ah. Se devi scusare, ma io che non parto allora torniamo alla Coppa America. Ecco qua, e sti no che dai no che abbiamo perdere cominciato, perdito. Quindi un anno, America's Cup, ancora polemiche, Solinas danno
Prova? Ecco qua. E oggi non siamo andati bene. È una questione del software, non è tanto una questione di attrezzatura, ma scusate, ma sul computer questo comincia a essere gettato giù, insomma, comincia a essere, quindi che via perdete, nonostante siete un i7, cioè quindi che è un processore abbastanza moderno, però evidentemente, ma è di una linea comunque, linea e computer. Bene, andiamo da innanzi, sanità, vertice di maggioranza, dopo le pressioni dei partiti, cioè praticamente Togli ha compreso che non si può poi governare a Sasola. La Presidente Todde ha convocato i segretari del campo largo. Il gesto è il gesto distensivo che il PD e sotto sotto anche i partiti della coalizione si aspettavano. Non è tanto importante la data per adesso fissata al 29 maggio, ma quanto il passaggio compiuto. La Presidente, che nel passato si era espressa contro i riti dei vertici politici, ha dovuto prendere atto che la richiesta non poteva essere disattesa ed ha rilanciato sì al vertice di maggioranza dove si discuterà di sanità. Vabbè. Amici consigli, che hanno le denaro babele de chintu cui bisese. Cabisemo noi, vela tra Todd e Solinas come un match raggi. Dopo l'assegnazione dell'America Cup a Napoli, botta e risposta tra i due presidenti regionali. Sono data urpa a Satiro. Questo è il Unione Sarda, Satiro che vorrà pure suiti Sanova, Sardegna. Andiamo da innanzi. Salva a casa, Salvini, Sardi penalizzati, la regione narata falso. Polemica tra il ministro e la giunta sui 28 metri quadri per i monolocali, cioè in stivale italiani in continente può avere una unità abitativa, bastano 20 metri quadri, in Sardegna vinnecherete 28. Una polemica, non entra in merito, ma comunque sia monolocales de 20 metri quadri, insomma, ne pote pure esistere, se fa una persona solo, pote pure andare bene, però, insomma, 28 metri quadri sicuramente è una misura più accettabile. Corteo antimilitari, blitz della polizia dopo gli scontri, non siamo riferirne a questa manifestazione del Saccale dopo mandato un'ispezione di diretta, è stato usato carchi fumogeno, insomma, e quindi sono indagato un trentenne, sequestrati petardi, fumogeni e striscioni, assai ma intensensuata. Sulle servitù regione immobile, cioè il è successo, ma capita un problema sul bene della servitù del militare che sono stato assegnato l'assistato invece che a questa regione. E no, che questo generale Scanu narrata molti interventi sono sostanziali, li abbiamo fatti in totale autonomia. La regione non nominava nemmeno i suoi rappresentanti. Protocollo d'intesa. Le dichiarazioni dell'alto ufficiale sono state messe a verbale durante l'ultima riunione del 9 dicembre scorso del Comitato Paritetico sulle servitù militari, l'organo del quale fanno parte civili nominati dal Consiglio regionale e rappresentanti delle forze armate, dove si discute di esercitazioni nei poligoni, gestione dei beni e indennizzi, in cui non va nominato manco un rappresentante. Quello per capire dove è stata approvata anche la Joint Stars 2025 in corso in questi ultimi giorni. Non che a nominare un rappresentante serve a qualche cosa, che comunque, seppur il rappresentante della regione dà un parere negativo, poi la decisione spetta sempre al suo governo ed è preciso al suo ministro. Quindi trattare di andare a fare questo spaliazzo, ma nessi
sviluppo dessa distribuzione del solbè, cioè adesso chi tocca IANA sa regione, poi statuto. Metanizzazione, regione bocciata, ma serve un'intesa sui progetti. Rigassificatori, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Giunta. La Giunta ha fatto ricorso su la questione sul rigassificatore. La bocciatura è confermata nella sostanza, cambiano solo i modi. Dopo il TAR, anche il Consiglio di Stato boccia il ricorso della Regione contro il decreto Draghi sull'energia del marzo 2022, in particolare sui poteri decisionali che accompagneranno lo stop alla carbonizzazione e il passaggio al metano. L'avvertenza. In sostanza, lo Stato pretendeva legge totale proprio in base al decreto Draghi della gestione infrastrutturale delle operazioni, ma la sintesi a cui sono arrivati i giudici di Palazzo Spada soddisfa solo in parte la Regione. Come lo Stato voleva decidere sulla programmazione e sulla realizzazione delle opere legate alla fase UT del carbone, da cui il ricorso del Consiglio di Stato ha deciso che la programmazione degli interventi infrastrutturali, soprattutto per quanto riguarda il gasdotto, può approvarla lo Stato, portando però nell'intesa la Regione. Di fatto è vera sentenza negativa, ma comunque sia in qualche maniera lo Stato non ha potuto decidere che ne sul parere della Regione. Oggi la rivolta di Arzachena, l'offshore sarà una disgrazia, tutti i saccosti Smeralda si sono mobilitati contro la spalla eolica offshore. Anche l'erede dell'Aga Khan segue il caso dell'eolico in mare. Forte preoccupazione negli ambienti dello Yacht Club Costa Smeralda. Tyrrhenian Link, campi rovinati dai cantieri. Tyrrhenian Link è in un deve arrivare sul cavo su Tyrrhenian Link che è arrivata da essa di Sicilia. Dura presa di posizione da parte del comitato contro i lavori di Terna. In effetti Terna è anche sprantato con Sasulia Schibini, che sprantato e insomma ha fatto un devasto che non siamo opponenti e speriamo in qualche maniera la Inge. Precompilata, le moderne di denuncia dei redditi, in tilt il sito delle entrate, cioè rischio chi non ha interessare granché, che metta a una su consulente suo, però qualcuno magari può essere interessato. Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede una proroga nei termini per gli adempimenti. Il boom di accessi per la dichiarazione dei redditi causa blocchi e rallentamenti. Vabbè, insomma, lo termine di scadenza non è che sono gai a strinto, insomma, batta carchi, insomma, va tempo il gallo, Frase shock contro Fassino, bufera nel PD. Questo Fassino come riferito a un vato un consigliere comunale del suo PD del Casteggio, che in effetti è spinto troppo chi salimba. E che Fassino in una assemblea che battapito sviluppo questa questione palestinese, a conto suo non si è comportato come del dovere. Il consigliere Davide Carta in un post narrata ad ammazzarlo non si fa peccato. Peccato è passato in un pacco a dite punte sta arrivato sul linguaggio in questa questione. La frecciata. Il parlamentare ed ex sindaco di Torino allarga poi lo sguardo al clima politico nazionale. Assistiamo ogni giorno a parole intrise di rancore e violenza. C'è chi confonde la sacrosanta condanna della politica di Netanyahu, che io ho sempre espresso con nettezza, con un attacco all'intero popolo israeliano. È assurdo. Israele è una democrazia dove milioni di cittadini manifestano ogni giorno contro quel governo, così come è ancora più assurdo e inaccettabile scagliarsi contro ogni ebreo chiedendogli conto della politica di Netanyahu.
E in ogni caso l'indignazione per i morti di Gaza non può mai giustificare espressioni violente. Per arrivare alla pace occorre costruire ponti, non un'escalation verbale e tantomeno gettare benzina sul fuoco. Ogni approccio manicheo e estremo al conflitto meridionale è sbagliato, producendo parole irresponsabili come quelle usate da Carta. E questo è inaccettabile. E quindi io che condivido pienamente. Il Vaticano ha aperto ad ospitare un incontro tra Mosca e Kiev. Questa è una bella mossa. Allora, la messa di insediamento potrebbe rappresentare uno snodo. Leone XIV vedrà il vicepresidente americano Joe J. Vance, che su quale non corre non caddo, su J. Vance è il deportatore degli immigrati americani. L'Italia e i volenterosi sempre più distanti, no a truppe al fronte. A Tirana i paesi UE e la Commissione. Roma esclusa dagli altri leader. Non si potete mantenere su piede in due staffel. O chi su uno o chi s'altro. Una nuova riunione, una nuova foto, una distanza che si fa strappo e sfocia in uno scontro aperto con Parigi. Giorgia Meloni e la coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina non sono mai stati così lontani. Dopo il viaggio a Kiev di Emmanuel Macron, che Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk, a Tirana i 4 leader si concedono un bis. Accade a margine del vertice della Comunità Politica Europea. In Albania c'è Zelensky, nella medesime ore i colloqui, bisogna colloquio tra Russia e Ucraina che noi diamo in un altro articolo. Russia e Ucraina, niente tregua, solo un'intesa sui prigionieri, ma sui prigionieri bigiasi intesa già se lo si scambia da prima. Il primo incontro tra le due delegazioni porta uno scambio di ostaggi. Zelensky accusa, le loro richieste territoriali sono irricevibili. In effetti, la delegazione russa ha appetito di mantenere la parte che ha conquistato e pure su chi vi resta da conquistare. E cioè, siccome hanno fatto votare un referendum e hanno annesso il Donbass a Russia, quindi fino a se non hanno conquistato tutto il Donbass, che ne viene a sa parte che hanno già annesso che ne la conquistare e che avete riferito. E ora anche Trump ammette, a Gaza si muore di fame, avvistato innesti insomma, cioè chiunque batta un genocidio in corso. Il presidente ha concluso il suo tour senza andare a Tel Aviv. Andiamo da innanzi, la famiglia, secondo Leone XIV, sia fondata su uomo e donna. Ecco che cominciano a bessire la differenza tra Leone XIV e Papa Bergoglio. Leone XIV punta sopra una figura di famiglia tradizionale, mentre Papa Bergoglio è andato, ma chi sono io per giudicare? Cioè riferendosi a sa famiglia di fatto, insomma, no? A vina dei due persone del suo stesso genere, del sua stessa natura, cioè due al femmine o due al femmine. Per Papa Noi, insomma, questo è più preciso essa conservazione dell'idea della famiglia. Il Papa ai diplomatici è una società piccola ma vera, riferito a sua famiglia, secondo essi stabile, fondata su uomo e donna. Che in questo tancamos, si te novela de hoy y dimos hoy
di andare a Soscarderisi, che a partire verso le 11:30, mezzodie, intanto bessi interro, no, già è dato, a quest'ora è già insomma è cominciata la messa, se sono che messa, bisogna scondoglianza dare su Camposanto e non si iscrive come te a che io devo resistere a su una cosa, è a satira, però boh, vediamo. Intanto tanchiamo su questa edizione, perché in scusa posso tutto su le guide che bisogna stato, ma che ho fatto 42 minuti dopo anche questa edizione dei Tenova di oggi. Intanto stiamo terminando la sigla di tancatura. Ecco qua, tancamolo, a mezzo vedere, diamo a tutto dai BC TV. Addio, a mezzo a casa.